L'ultimo ringraziamento ovviamente è al nostro critico Sandro Iovine, che è direttore della rivista Il Fotografo, che arriva da Milano, insegna fotografia ad altissimo livello e ci ha fatto il piacere di venire qua per fare la visione e la critica della mostra, e gli passo subito la parola. Ma intanto sono io che ringrazio tutti quanti voi per l'invito. Io da queste parti c'ero passato abbastanza spesso, ma non avevo mai avuto l'occasione di fermarmi e scoprire cosa c'era realmente sotto la superficie o sotto quel che puoi vedere, non dico dall'autostrada, ma comunque quando sei di passaggio. Ed è ovviamente una bellissima scoperta trovare un posto come questo, trovare un luogo in cui comunque ci sono delle persone che con un sacrificio personale che credo di poter comprendere, essendomi occupato un po' di volte dell'allestimento di mostre, dell'organizzazione, della curatela di manifestazioni, avendo avuto una società che si occupava esattamente di questo in passato. Mettere su quello che vedete intorno a voi è comunque un grosso lavoro, e mi riferisco anche semplicemente all'organizzazione della mostra, non a tutto quello che ha portato questo luogo ad essere quello che è, da quello che mi dicono essere stato precedentemente. Fare una mostra non è solo mettere insieme, appendere delle foto a delle pareti o in questo caso a dei sostegni in mezzo al bosco, che già è un problema pratico un pochino più concreto che appenderle alle pareti. È una fase di organizzazione, cioè, partendo dai livelli più bassi, è il contattare autori, soprattutto quando poi gli autori sono del livello che potete vedere in questa situazione, in questa circostanza, in questa manifestazione, che è un livello oggettivamente alto. Con alcuni di loro ci conosciamo, ci siamo incontrati nei posti più disparati d'Italia e ci siamo scambiati opinioni, altri li incontro per la prima volta qui, ma ho visto i loro lavori in giro o le loro pubblicazioni, ed è un livello oggettivamente, questi sono gli inconvenienti di quando si è all'aperto, è un livello oggettivamente molto molto alto, che si coniuga molto bene, secondo me, nonostante non sia facile che questo avvenga, con l'ambiente in cui ci troviamo. Io avevo sentito parlare di arte in bosco da Claude quando ci siamo incontrati, che noi ci siamo conosciuti non so più quanti anni fa, credo a Palermo infatti, e poi ogni tanto, siccome è molto più comodo per entrambi, ci incontriamo di solito ad Arles, che non è proprio di strada, però è il luogo di incontro, e si era parlato così, incontrandosi per strada in questa convivialità arlesiana di arte in bosco. E l'idea così di per sé l'avevo trovata già abbastanza stimolante, questo portare l'espressione artistica, l'espressione figurativa all'interno di un luogo naturale, che è una cosa che si fa normalmente ma in altre discipline, no? Queste cose normalmente le troviamo collegate alla scultura soprattutto. Farlo con le fotografie è un qualcosa di quantomeno nel nostro paese inconsueto. E quindi mi aveva abbastanza incuriosito. Poi ci siamo rincontrati adesso di recente a San Vito al Tagliamento per la presentazione collegata a Spilimbergo Fotografia, e si è concretizzato il suo invito, e effettivamente venire qui e trovare dal vero le cose di cui avevamo parlato è abbastanza emozionante, perché è un po' una caccia al tesoro. Noi tutti quanti, perlomeno noi che siamo da questa parte in questo momento, siamo abituati a vedere fotografie, a vederne parecchie nelle esposizioni, nelle mostre, però sono sempre situazioni in cui c'è un grosso livello di canonizzazione, sono quasi sempre i luoghi deputati, i luoghi in cui ci sono le pareti bianche piuttosto che, in casi un po' meno fortunati, le griglie o qualcosa del genere, ma sono luoghi in cui la fotografia è l'unico elemento. Qui la fotografia si inserisce in un contesto molto più complesso, molto più articolato che quello della natura, anche se è una natura in qualche modo regolata dal paesaggismo, da un pensiero architettonico relativo al paesaggio. Ed è interessante, chi non l'avesse ancora fatto vi invito veramente a farvi una passeggiata attenta, perché è un po' una scoperta, è un po' una continua sorpresa. Ecco, la cosa che stamattina mi sono fatto il giro di tutta la mostra, la cosa che mi colpiva di più è la sensazione di sorpresa, perché tu cammini, sei abituato, per chi è abituato,
può sembrare una normale passeggiata, però intanto è una passeggiata che ti offre un momento in cui ti devi fermare e vedi dei lavori. Questi lavori poi sono portatori, sono latori di un pensiero e di vari pensieri fotografici, per cui alla fine di questa camminata, che sarà 1,5 km, 2 al massimo in tutto quanto, tra tutto, noi abbiamo raccolto una serie di sensazioni, di pensieri che vanno dalla... generalizzo e dico una cosa assolutamente impropria, mi perdonerà l'autore, partiamo da una quasi astrazione per arrivare fino a una sorta di surrealismo, a un pensiero sull'estetica, agli appunti di viaggio, addirittura a un discorso su quello che possa più legato alla contemporaneità, su quello che può essere il destino di ragazzi che a 20 anni si trovano o a avere delle mutilazioni molto più che ingenti, o addirittura rischiare di lasciarci le penne quando non ce le lasciano direttamente. Per cui è una passeggiata nel verde e nella natura che ci nutre per quello che abbiamo intorno, ma ci nutre anche per i pensieri di chi ha affidato all'organizzazione e conseguenzialmente poi anche a tutti noi che andiamo a vederlo queste immagini, che io credo che ci possano lasciare un pensiero globale, in cui forse un po' di silenzio, quel silenzio che almeno per chi come me viene da Milano è qualcosa di abbastanza desueto, forse rallentare un po', fermarsi, guardare queste immagini è qualcosa che ci può lasciare, ci può arricchire, ci può far pensare e può darci delle prospettive anche diverse, proprio grazie all'eterogeneità di quello che vediamo e delle forme in cui questa viene espressa. Per cui, non so, chi non l'ha già fatto, veramente fatevi una passeggiata, ma prendetevi il vostro tempo, come direbbero gli anglofoni, fatelo con calma, andate alla scoperta, soprattutto questa zona che avete alle spalle, dietro, è veramente un po' una caccia al tesoro, come si diceva ieri quando mi hanno fatto fare il primo giro perlustrativo. Andate a cercare, guardate come dei paesaggi che non hanno nulla a che vedere con questo luogo, come alla fine si integrano in questo luogo, in questa natura. Perché questa è una cosa abbastanza importante, che forse ci fa mettere in discussione un po' delle nostre certezze. Un luogo, ci sono anche delle cose legate al mare che con questo specifico luogo qui ha molto poco a che vedere, ma forse è un mare che si integra qui con dei colori diversi, ma che possono essere i colori di questo luogo, forse ci dovrebbe indurre a pensare un pochino in modo più largo, più flessibile a ciò che siamo, a ciò che possiamo aspirare, ciò che possiamo fare. Forse chiuderci un po' meno all'interno del nostro particolare, come si sarebbe detto un tempo, e allargare un po' i nostri orizzonti, perché forse facciamo tutti parte di un insieme molto più grande che ci piace pensare che è così diverso da qui a, che ne so, a 100 km, ma poi in realtà a 1000 km, a 2000 km, a 10.000 km forse siamo tutti figli della stessa cosa e siamo tutti parte dello stesso insieme, che è un insieme che ci può portare a cose bellissime o a cose orribili. Vedi la mostra che è dedicata ai militari, ai ragazzi di 20 anni destinati a morire o che hanno subito grosse ferite. E sono cose che noi pensiamo essere lontane, no? Come può essere lontano quel mare che pure sta così bene in mezzo alle foglie di queste piante. E questi ragazzi che hanno subito doppie amputazioni o delle gambe o peggio, sono lontani perché sono nell'ex Jugoslavia, sono ragazzi che stavano in Bosnia, ma ragazzi non è così lontano, soprattutto da qui. E forse riguarda anche noi, forse potremmo essere noi quelli, come potremmo essere noi, parte di una natura che qui sembra così lontana, ma forse è semplicemente un altro aspetto di ciò che noi siamo e di dove noi siamo.